3, 2, 1. Susi Patrizia News. Oh, del turismo, eccetera. Vabbè. Allora, a proposito, sei mai andato a Laverna? No. Nella foresta camaldolese, nella foresta No, in mai. Casentino, No. Allora, se non ci sei mai andato, io ci sono andata e ve lo faccio vedere nei filmati che potete trovare sul web, dappertutto. Non diteci che non ci trovate, dai. Allora, ci trovate, lasciamelo dire con calma. Allora, italiaslowtour.it, italiaslowtour.com con i sottotitoli in inglese, se su siete tutti inglesi. i siti ufficiali della regione Toscana e anche su Turisti per Caso. Allora, dai. Trovate le nuove puntate che ha fatto la Susi. Toscana Diffusa, che vuole dire appunto, no, anche questi luoghi, perché Toscana Diffusa appunto non solamente Firenze, i soliti posti che andate a vedere, no, ma potete veramente avventurarvi nel trekking, proprio in questi posti meravigliosi. Laverna è un luogo da una parte religioso, no, c'è il santuario di San Francesco, ma anche un posto dove tutti i trekkingisti del mondo si trovano, anche i motociclisti. Trekkingisti, vabbè. Dai, allora rimaniamo comunque in Toscana per la prossima notizia. Sì. A Firenze riapre al pubblico dopo oltre 3 secoli il giardino storico della Villa La Quiete, che è l'ultimo gioiello della dinastia dei Medici. Ma dai! Il giardino all'italiana è stato filologicamente ricostruito. Le visite guidate permettono di ammirare le collezioni di piante, le antiche ragnaie che servivano appunto per catturare gli uccellini per la mensa dei signori. Ma poi dai. si possono vedere gli interni della villa, l'appartamento affrescato, la farmacia seicentesca, i capolavori di Botticelli e del ghirlandaio. Il restauro l'hanno fatto con i soldi del PNRR e questo è già interessante, a cura delle università di Firenze. Mi sembra giusto perché e del ministero. È il nostro patrimonio e quindi va reso al meglio, sì, insomma. allora, no? lasciami dire, importante, bisogna prenotarsi, costerebbe 5 euro, ma stiamo attenti perché l'ingresso gratuito è dalle 10 alle 18 ogni fine settimana fino a ottobre. Ah, vedi, quindi comunque le Ville Medici sono meravigliose, c'è anche la serie web che ho fatto sulle Ville Medici, 10 Ville Medici, a parte questa che era il restauro. Ne ho fatte. Allora, secondo la guida Best in Travel, di Lolly Planet, in base all'equilibrio tra patrimonio culturale e natura e mobilità sostenibile, qual è la miglior città 2025? Non lo so. Dillo tu. Bisogna andare a Tolosa. Tolosa con 500.000 abitanti, capoluogo della regione della Lingua d'Oca. È stupendo, mi sarebbe sempre piaciuto andare, ci andrò. Nella Francia meridionale, vicino al confine spagnolo, detta la città rosa. Per i suoi mattoni di terracotta, pensate. E poi c'è il Canal du Midi, il patrimonio UNESCO, che collega la città al Mediterraneo e può essere percorso in bicicletta. E poi, a proposito di bicicletta, c'è Tolosa, ci sono 800 km di piste ciclabili e quindi la mostra del museo, eccetera, dedicata appunto alle 2 ruote, quindi potete andare anche a vedervi anche la mostra del museo sulla bicicletta. E poi è tutto un trionfo di biciclette. Insomma, sembra che il motto di Tolosa sia: hai voluto la bicicletta? Adesso adopera. Vabbè, allora proprio di bicicletta, Alto Adige. L'Alto Adige lo dice proprio, è alto. Quindi uno dice: io non ci vado in bicicletta in Alto Adige perché è tutta una salita. E invece no, perché a Rio Pusteria, 3.273 abitanti, provincia di Bolzano, situato nell'omonima valle, da domani al 5 luglio ci sono le settimane e-bike. E-bike è inglese, vuole dire bicicletta a pedalata assistita, quindi si possono fare anche le salite. Ci sono qui in questa zona 200 km di piste ciclabili e ci sono dei percorsi adatti a tutti, grazie anche alla pedalata assistita. Dai 300 ai 1800 metri di altitudine. Mamma mia! Un esempio che mi ha convinto, allora, c'è il tour Bike and Kneip.
Allora, sarebbe? Questo qui è in programma il 27 giugno e il 4 luglio. Si fanno 40 chilometri, è adatto anche ai bambini dai 9-10 anni in su. Adesso Si comincia con una visita culturale al Duomo di Bressanone, poi c'è il benessere nell'impianto CNEIP di Varna, sai che ecco perché CNEIP. l'idroterapia CNEIP. Poi a un ok. certo punto dall'acqua si passa alla birra, sosta in un birrificio e pedalarono tutti felici e contenti. È interessante, è interessante. Si può stare. Vabbè, comunque andare in bicicletta va benissimo, Sì, ma non c'è solo non la è solo una bicicletta. bicicletta. Ci sono altri sport, per esempio il canottaggio. Cosa c'entri tu col Io canottaggio? ci ho provato a fare il canottaggio, non è andata benissimo, però guardate, ero a Venezia e ho preso delle lezioni di voga. Ma non sarai caduto nei canali di Venezia? No, altrimenti non lo farei vedere, vai. Altrimenti non saresti qui. La dinamite, la Coca-Cola e il risotto allo zafferano sono invenzioni nate per caso. A me piace pensare che circa 1000 anni fa, in uno squero cantiere veneziano, un maestro d'ascia un po' brillo abbia messo assieme a caso delle assi di faggio, noce, quercia, larice, pino, olmo, cedro e mogano e sia venuta fuori una barca bella da vedere, ma tutta storta, asimmetrica, disassata, una gondola. Per riuscire a farla andare è nata una stirpe di acrobati giocolieri, artisti del remo, i gondolieri, che danno spettacolo ogni giorno di fronte al mondo intero. Per i veneziani in generale, vogare non è solo uno sport, è un gesto identitario, una vocazione collettiva. Imparano a vogare fin da piccoli. Da ragazzino. Da ragazzino. Sì, abbiamo cominciato a vogare da ragazzini. Guarda lì. E queste che imbarcazioni sono? Sandoli. Ah, sandoli. Sandoli veneziani. In questo caso dei sandolini, perché guarda chi c'è su. Che bravi. Noi padani ci troviamo alla bocciofila, i veneziani si trovano alle società remiere, qui siamo in quella di Murano. Ciao. Siete belli. Grazie. E anche simpatici. Dove incontro Davide, un distinto signore, che però se gli parli di vogare si trasforma. No, ma sei bellissimo. Questa è la divisa della regata. Davide è un campione di voga. Ha partecipato 11 volte alla regata storica e l'anno scorso è arrivato terzo. Si è messo in testa un'idea balzana, insegnarmi a vogare. Ma no, vedrai che è facilissimo. Dov'è? È qua. Ma con cosa mi insegnerebbe poi a vogare? Vogare su una gondola. Guarda quanto è lunga, non finisce più. Cioè, come fa uno a stare in piedi qua, in equilibrio su questa popina sottilina, avendo davanti questo mostro che sembra è lungo come una locomotiva? Una gondola veneziana è lunga 11 metri, larga 1,40 e pesa più di 500 kg. In tutto questo io ho visto la mia barca ideale, guarda, è quella là bianca con la capottina. Guarda che meraviglia, a motore, piccolina. Adesso per andare in acqua dobbiamo montare gli scalmi. Sì. In veneziano sono le forcore. E ti rendi conto che adesso ti stai rovinando la reputazione? Ma vero? no, vedrai. Non tenerti più nel paranco, No, ma sarà il remo a tenerti in equilibrio. tu dici? Piano. Allora, già la prima lezione è stare in equilibrio. Allora, tieni il remo in mano. Il piede davanti, destro. No, devi salire sopra questo tavolo che si chiama pagliolo. Sì? Adesso devi mettere la gamba dietro, appoggiata qua. Questa? Ok? Sì. Sto dando spettacolo. Un'impresa ardua. È difficile anche per noi che siamo abituati. Ti prego, equilibrio alla barca. Doveva cominciare con una barca più semplice. Non faccia quella faccia preoccupata. Adesso dove andiamo, Davide? Tu voga che usciamo dal canale. Ma E spero solo di non sbilanciarmi e di cascare in acqua. No, speriamo di no, anche perché non è l'acqua pulita. Bravo, proprio il movimento così. oddio. Quando uno perde il remo si dice che i granchi glielo mangiano. Devi cercare di fare un movimento armonico, di spinta. Stai dritto, no? Col busto, guarda. Sì. Guardami. Riesci a guardarmi? No. Allora. No. Vabbè, meno male che non sei caduto.
quasi. Vabbè, ci vediamo alla prossima puntata, mi raccomando, date rete ai nostri consigli. Nel nostro Insomma, piccolo. se volete in bicicletta, avete visto, ci sono un sacco di possibilità. Anche in gondola. Ciao.